Il piccolo Mattia, 7 anni, si fa autografare il diploma di coraggio dal presidente del Veneto Luca Zaia. È uno dei 370 bambini tra i 5 e gli 11 anni che questa mattina hanno ricevuto la vaccinazione anti-Covid nel nuovo Vax Point di Via Italia, nella zona industriale di San Vendemiano. Fino al 10 gennaio l'hub sarà riservato esclusivamente alle vaccinazioni pediatriche. 300.000 in Veneto i bambini compresi in quella fascia d'età. Un contagiato su 3 è proprio un under 12. Noi abbiamo l'obbligo morale e anche istituzionale di garantirne la vaccinazione, per cui siamo qui in questo bel centro vaccinale dedicato peraltro a loro, almeno in questa prima fase. Poi ovviamente questo sarà un centro vaccinale che sarà ampliato e sarà dedicato anche a coloro che non sono più bambini. Operatori dell'ULSS, dal direttore Francesco Benazzi in poi, vestiti da Babbo Natale per far sentire a loro agio i più piccoli. Interviene proprio il presidente Zaia per incoraggiare un ragazzino, Giacomo, a vincere la paura, tanto da farsi fare una nuova puntura al braccio. L'iniezione è indolore, me ne sono fatta una anche stamattina per fargli vedere, ovviamente a vuoto, però siamo stati tutti bambini, dai, diciamo così, però insomma sta andando bene la vaccinazione, c'è un bel afflusso. La nostra preoccupazione è che se non avessimo avuto i vaccini avremmo avuto sicuramente un picco di mortalità e dall'altro c'è il grande tema che saremmo già chiusi da un mese. Il Veneto rimane giallo, non ci sono ancora avvisaglie del passaggio in zona arancione, dice il governatore, ma le prossime 2 settimane saranno determinanti. Possiamo pensare che si tornerà a scuola normalmente? Io spero di sì, però dovremo vedere anche l'evoluzione. Questi 15 giorni sono uno spartiacque tra un raggiungimento di un plateau e poi una discesa dell'infezione, oppure può essere uno spartiacque per un'ulteriore impennata. Se così fosse, qualcosa rispetto alla scuola va fatto. Lo scorso anno, aggiunge Zaia, chiudere le scuole evitò di riempire le terapie intensive. D'altro canto, ad oggi l'incidenza del virus su bambini e ragazzi è più del doppio rispetto agli adulti. Domani il presidente ha infine annunciato che da Marghera presenterà gli esiti dello studio commissionato dalla regione sull'efficacia dei vaccini rispetto alla variante Omicron, senza però svelare di più. Una cosa seria da scienziati che verrà pubblicata, è uno studio che io personalmente ho richiesto e domani daremo i risultati di questo studio.